I ragazzi oggi hanno fatto veramente una grande partita, ricordiamo che qui è un campo difficile dove venire a fare punti, insomma, le squadre hanno fatto parecchia fatica, quindi abbiamo interpretato bene la gara e insomma, sabato abbiamo perso in casa immeritatamente, quindi ci siamo presi quello che meritavamo. Penso che è una vittoria meritata, l'abbiamo cercata dall'inizio alla fine. Abbiamo avuto quei 10 minuti di blackout dove abbiamo preso il gol, però ci può stare perché noi purtroppo essendo una squadra giovane certe volte pecchiamo di inesperienza, però abbiamo fatto secondo me una grande partita e ripeto, vincere qua non era facile, voglio fare i complimenti ai ragazzi perché stanno dimostrando veramente di essere un grande gruppo, sacrificio e quindi va bene così. Domenica spero mi rientra il capitano, quindi di avere ancora più frecce al mio arco. Insomma, sarà un'altra partita tosta, però adesso godiamoci questa vittoria e pensiamo alla prossima. A Sami avevo chiesto un tipo di lavoro che nel primo tempo faceva troppo la punta, però nel secondo tempo ha fatto quello che io ho chiesto, quello che sa fare, perché è un giocatore insomma, di qualità, quindi aveva bisogno di giocare un po' faccia alla porta e non spalle come faceva al primo tempo e l'ha fatto e l'ha fatto bene. Sono contento perché cercava il gol da tempo e quindi anche lui lavora con serietà, quindi un premio al sacrificio che mette durante la settimana. Io penso che grazie alla squadra, siamo una squadra che lavora, lo che hemos fatto durante la settimana ha sido una partida difícil, pero hemos trabajado durante la semana para venir acá, dar el máximo y poter ganar. Mi ho trovato una squadra buona, los ragazzi loro sono tranquilli, sempre mi hanno dato la mano per poter dare il massimo, è lo che manca, no? La familia, la mia fidanzata. Pero bueno, se sta bene qua. Ma io sempre le doy grazie a Dio e Gesù Cristo che per me è tutto.